Se io esco da qui già con l'intento di abbassare il passamontagna e commettere nuovamente un reato, allora a cosa mi è servito? Siamo in compagnia della dottoressa Patrizia Incollu. Buongiorno dottoressa. Buongiorno a lei. Lei è direttrice dell'istituto penitenziario Badecarus di Nuoro. Da quanto tempo è qua in servizio? L'ultima assunzione di titolarità l'ho avuta nel febbraio dello scorso anno, ma ero già stata direttore a Nuoro dal 2007 al 2013. Popolazione carceraria, numeri, cifre, quanti detenuti avete qui a Badecarus? Attualmente abbiamo 290 detenuti e di questi sono soltanto 45 detenuti comuni e gli altri sono tutti quanti detenuti di alta sicurezza. Nuoro è sempre stato un carcere di massima sicurezza dove al proprio interno sono stati ristretti gli appartenenti alle organizzazioni criminali più importanti italiane. Mentre ci avviamo alla falegnameria, che è un altro fiore all'occhiello di Badecarus, qua abbiamo visto con le immagini un campo da calcio, l'importanza della integrazione sport, detenuti, anche mondo esterno quindi. Certo, lo sport credo che sia un elemento fondamentale per tutti e anche all'interno di un carcere. Abbiamo avviato da tempo varie attività sportive, da ultima in questo campo si è svolto un torneo di calcio dove hanno partecipato praticamente 15 squadre, 3 delle quali formate dai detenuti di ciascuna sezione. Ed è stato un momento importante dove veramente i detenuti hanno dimostrato la loro capacità di rispettare al massimo le regole. C'è la voglia, secondo lei, proprio di riscattarsi socialmente, moralmente da parte dei detenuti? Credo che ci deve essere, anche perché è l'elemento che ti dà la spinta per continuare a vivere ogni giorno all'interno delle mura di un carcere, quindi è un elemento essenziale per sopravvivere all'interno di queste mura. Ci troviamo in una delle stanze dei colloqui dove i detenuti vengono a fare i loro colloqui con tutti quanti i familiari. Tra l'altro lei mi accennava il fatto anche che ad esempio a Natale c'è stata una bellissima iniziativa. Sì, è stata realizzata la giornata della genitorialità sempre su disposizione ministeriale e quindi abbiamo previsto 2 giorni dove praticamente i bimbi hanno potuto allestire l'albero di Natale con i propri padri e poi sono stati realizzati tutta una serie di laboratori di cucito, di lettura e di scrittura creativa, un piccolo torneo anche di biliardino e questo ha permesso loro sicuramente di trascorrere le festività natalizie con uno spirito un pochino più serio. E a conclusione di questo viaggio che abbiamo fatto all'interno di Badecarus, noi naturalmente salutiamo la direttrice Patrizia Incollu e ci lasciamo anche con una sorta di buon auspicio, una sorta di augurio. Ma la speranza per tutti quanti noi è che nel prossimo futuro possano migliorare sempre di più le condizioni lavorative di tutti quanti noi che operiamo all'interno di questa struttura e naturalmente anche le condizioni di vivibilità dei detenuti che sono costretti a passare il loro tempo all'interno di questo carcere. Il nostro Ministero ha già previsto per questo anno dei finanziamenti che serviranno per ristrutturare totalmente il muro di cinta e la prima sezione e questo porterà a un aumento della capienza detentiva di altre 90 posti.